Sembrava che questo momento non volesse mai arrivare. Ci abbiamo creduto, abbiamo lottato e Marco, sei stato un grande a resistere. Bentornato, amico mio, non vedo l'ora di riabbracciarti. Per tutta la durata della sua odissea giudiziaria in Sudan, Venezia e i veneziani non hanno mai lasciato Marco Zennaro, un sostegno che non si è solo manifestato con gli striscioni che hanno campeggiato in tutta la città, ma anche con numerosissime iniziative di solidarietà e sensibilizzazione. Abbiamo cercato come società sportive di fare tutto quello che potevamo, insomma, siamo partiti fin dall'inizio, abbiamo fatto grandi striscioni, abbiamo cercato di sensibilizzare la città, abbiamo fatto subito una grande vogata in Canal Grande e in bacino che ha raggruppato le lemiere e tutti i nostri atleti e quello è stato un segnale importante. Poi abbiamo sempre tenuto una certa pressione, limitatamente alle possibilità, e fino ad arrivare all'ultima staffetta lemiere che ha coinvolto gran parte del mondo sportivo veneziano con rappresentanze abbastanza qualificati. Noi come Proloco di Lida Palestrina abbiamo sempre fatto informazione, abbiamo cercato di tenere alta l'attenzione sulla vicenda di Marco, che è una vicenda assurda che per fortuna oggi vede il suo epilogo. Lido, Marco ti sta aspettando sicuramente, ti lasciamo tranquillo, ti lasciamo godere dei tuoi affetti, ma appena sarà possibile faremo una festa qua a Lido apposta per te. Ciao Marco, sono Cristiano Capponi dell'associazione Gruppo Bevanda Malamocco e a nome di tutti i soci volevamo dirti che siamo molto contenti di questa bellissima notizia e ti invitiamo il prossimo agosto alla nostra scampata per festeggiare tutti assieme il tuo ritorno.